C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati, grazie della vostra compagnia. Oggi mi rivolgo a voi donne, signore belle all'ascolto. Chi nas bela, nas maridada. È proprio vero? Tutto buono qui a Castelvedere, uova di Pasqua, cioccolateria, dolciumi, insomma un vasto assortimento per tutti i gusti. Lei si chiama signora? Barbara. Barbara, beh signora Barbara, lei conosce un po' il dialetto, riesce un po' a riconoscerlo, a praticarlo, a intuirlo? Sì, lo conosco. Non lo parlo tanto, ma lo conosco. Guardi qua, questo è facilissimo e potrebbe anche in qualche modo essere il suo caso. Chi nas bela, nas maridada. Barbara, va proprio. Lei ci va a nozze con questo, Chi nas bella, nas maridada. Sembro straniero parlare. Sei in modo esemplare, Barbara, ma lo sa anche tradurre, lo capisce? Sì, chi è bella è sposata? Sì, ma ammazzalo subito, automaticamente, servono anche i soldi. Sì, lo dico, servono anche i valori, ecco, per chi nas bella, nas maridada, chi nasce bella. Nasce già col marito, è già... Quindi Barbara magari potrebbe anche essere il suo caso, con questi occhi qui. sempre così. Non è sempre così. Non è automatico, chi nasce bella automaticamente troverà marito facilmente. No, proprio per niente. Qui signori c'è una coppia simpaticissima. Lei è la signora? Sabina. Sabina. E lei? Stefano. Stefano e Sabina. Sì, SS è meglio non dirlo, insomma, che non ha una grande reputazione. Sabina e Stefano. Lei è Sabina è bresciana? No, sono abruzzese di Chieti. Abruzzese di Chieti, quanto è bella, Ogni tanto riesce a scendere, ma in questi periodi magari no, ma... Adesso no, purtroppo. E lei invece? Di Milano. Quindi ha l'abruzzese, il milanese. Dove vi siete incontrati? Tunisia. Vi siete incontrati in Tunisia. E perché in Tunisia? Era una convention lavorativa dove lavoravo prima io in azienda e lui era lì. Ragazzi, voi mi fate uscire pazzi, non devo indagare oltre perché altrimenti qua non ci sono altre cose. Potremmo, magari nella prossima puntata racconteremo la seconda parte. Intanto qui io sono un po' in imbarazzo con voi perché c'è il dialetto bresciano. Lei è nativo di Milano, lei abruzzese. Che vogliamo fare? Proviamoci. Faccio leggere, lei si offende? Dai signora Sabina, provi a leggere qui, dai, non è difficile. Chi nas bella nas maridada. L'ha capito? Un pochetto? L'ha capito? Nasce... Prego, scusi. Chi nasce bella si sposerà? Voglio dire, è lei la scelta giusta, Sì, infatti l'ho sposata. Perché è nata bella, quindi aveva già la sicurezza, la certezza che si sarebbe sposata presto. E lei si è sposata presto, insomma, da giovane. Primo matrimonio 29 anni, lui è il secondo, quindi un po' più in là, 38. Abbiamo beccato Marco Marino. Ma tu è un amico, un collega simpatico, opinionista, parole di calcio, no? Sì, anche. Capita che talvolta parli di calcio, anche a Teletutto, sì. In modo ponderato o alla come dire, alla Carlona? No, ponderato. Sì, mi piace molto anche come termine che utilizzerò spesso e volentieri nelle mie prossime apparizioni TV. Sì. Auguri, sei sempre simpatico. Ma che ci fai qua a Castelvedere Ciocolaus, Marco? Sono venuto a fare shopping, caro Carlo. Shopping. A proposito di calcio, sai che Castelvedere confeziona anche uova pasquali con la carta delle squadre di calcio. Qual è la tua squadra, si può dire? La squadra del cuore è Brescia, Non te lo saresti mai aspettato, Brescia. Il Brescia. Allora Marco, vediamo un po', adesso c'è l'interrogazione. Basta facezie, basta scemenze. C'è l'interrogazione. Chi nas bella, finisci tu nas maridada. Ovvero chi nasce bella nasce sposata. Ma che sto annuncio? Che è arrivato l'arrotino, l'ombrella che... Nasce bella, nasce sposata, nel senso che naturalmente una donna bella difficilmente non viene accalappiata da qualcuno, capisci? Sì, così c'è da imparare, vero? Vale anche per l'uomo comunque, L'uomo bello difficilmente resta a scapolo, ecco. Intervisterò prima o poi uno bello, no? Grazie. Chi nas bella nas maritado, oppure anche la versione maschile, chi nasce bello nasce maritato. E ne so qualcosa io.
chi nasce bella, insomma, la bellezza aiuta a trovare l'anima gemella. Ma non conta solo la bellezza, vero? Contano anche i soldi, no? No. Arrivederci, grazie. Centro